Nuova ondata di maltempo sul Veneto, la Marca, la provincia più colpita. Zenson di Piave, una tromba d'aria stamane ha develto decine di alberi e scoperchiato case. Ed un secondo nubifragio nel pomeriggio ha fatto cadere decine di alberi nel veronese, ambulanza bloccata sul Garda e alla Zise, 2 persone ferite, danni ingenti anche a Montagnana. E non è finita, la Protezione Civile del Veneto ha prolungato l'allerta gialla fino alla nottata, previsti ancora temporali che potrebbero essere di forte intensità. Da domani torna il sole. Autonomia, lo sfogo del ministro Erika Stefani, sono arrabbiata, l'autonomia meglio portarla a casa, ma l'iter è rallentato da parlamentari del Sud. Il tragico omicidio e suicidio dei 2 fratelli Rigona a Padova nel quartiere Arcella, il PM ha chiesto l'archiviazione delle indagini. Via le grandi navi dal canale della Giudecca, il 6 agosto vertice a Venezia per individuare le soluzioni tecniche per l'utilizzo degli attracchi diffusi. Sanità, cresce l'oncologia in Veneto, inaugurato oggi il nuovo reparto dell'ospedale di Chioggia, dove al giorno in Day Hospital ci sono più di 50 accessi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'ondata di maltempo che ha interessato quest'oggi la nostra regione. L'area più colpita questa mattina la provincia di Treviso, con la parte orientale spazzata da una forte tromba d'aria che ha provocato danni, alberi abbattuti, case scoperchiate, e danni ulteriori si sono verificati poco fa nel veronese e nel padovano. Ma andiamo per ordine. Cominciamo subito dal Trevigiano, comune più colpito dalla tromba d'aria, quello di Zenson di Piave. Vediamo. Non si era mai vista una cosa del genere, racconta ai nostri microfoni il sindaco di Zenson, Daniele Dallanese. La tromba d'aria che si è abbattuta sul comune trevigiano ha provocato danni per centinaia di migliaia di euro. Nella piazza del piccolo paesino sono crollati diversi alberi secolari. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i tronchi hanno abbattuto le mura di cinta di alcune abitazioni. Questo enorme pino, dall'età di circa 140 anni, ha lasciato una voragine di quasi 4 metri di profondità. Si pensa a ripulire le strade dopo le violenti piogge che hanno colpito non solo Zenson. Basta uscire dalle mura cittadine per constatare che tutti i vigneti che abbracciano il paesino sono stati danneggiati dalla bufera. Interi filari letteralmente abbattuti dal vento. Impossibile fare una conta dei danni, anche perché fino all'ora di pranzo era quasi impossibile accedervi per l'acqua alta che ha distrutto il raccolto di un'intera annata. In particolare ettari di terra coltivati per la produzione del vino, quasi tutti buttati a terra dalla tromba d'aria. Impossibile raggiungere anche Zenson. Tutte le strade, fino a quando non sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione civile e il comune, erano invase dagli alberi crollati per il forte vento. Ci sono volute diverse ore prima di ritornare alla normalità. Il primo cittadino, dopo il disastro che si è abbattuto sul suo comune, chiederà lo stato di calamità naturale per gli ingenti danni. Siamo in una delle zone più colpite, però è tutto il paese ad aver subito danni. Sì, di solito con questi temporali estivi soltanto piccole porzioni di territorio vengono interessate. Questa volta in realtà io ho appena finito di fare dei sopralluoghi con i vigili urbani e con i vigili del fuoco e con l'ufficio tecnico. Tutto il comune ha subito danni. Danni molto ingenti dunque in questa parte della Marca, danni alle abitazioni, molte sono state scoperchiate, ma anche all'agricoltura, con campi distrutti, vigneti rasi al suolo. Vediamo. Il tetto se n'è andato come tutto il resto, come si può vedere. Danni sono ingenti e adesso rimetteremo in ordine come era prima. Metteremo in ordine come era prima, dice il signor Ubaldo. La furia della tempesta ha colpito l'abitazione, danneggiando la casa e distruggendo il giardino. Ma nonostante la tromba d'aria che ha scoperchiato il tetto e abbattuto alberi per migliaia di euro, è pronto a rimettere tutto in ordine.
Anche il sindaco Daniele Dallanese gli ha fatto visita per verificare i danni provocati dal forte vento, mentre i vigili del fuoco controllano che non ci siano danni strutturali all'abitazione. La violenza ha causato distruzioni un po' ovunque. Proseguendo lungo l'argine del Piave, distese di vitigni sono stati annientati dalla tromba d'aria. Ovunque ci giriamo, anni di lavoro e sacrifici di una vita andati persi in un paio di ore di bufera. In lontananza, quello che resta dei teli utilizzati per l'agricoltura. Sono volati quasi tutti via. Ed ecco invece quel che resta dei grappoli d'uva rovinati dalla pioggia forte. A settembre sarebbero stati usati per produrre il vino. Ci spostiamo verso altre abitazioni dove la tromba d'aria ha fatto molti danni. Si cerca di ritornare alla normalità per quello che è possibile fare. Qui il vento ha ribaltato un rimorchio di un automezzo. La bufera l'ha capovolto. L'ha rovesciato proprio, completamente rovesciato. Ha portato via i garage lì, hanno buttato giù il pino dietro, un pino che aveva 40 anni. Un disastro. Ha fatto un disastro, sì, per quello sono riuscito a raddrizzarla e adesso sto cercando un po' alla volta di metterla in strada. Lei era in casa quando è successa la bufera? No, mia mamma e mio papà ha detto che ha preso tanta paura. Hanno avuto paura. I temporali dovrebbero lasciare spazio al sole nelle prossime ore, ma la conta dei danni subiti si dovrà aspettare purtroppo ancora del tempo. Ecco, la tromba d'aria che ha sferzato il Trevigiano poi è scesa nel Veneziano, danni ingenti anche a Noventa di Piave, dove anche un intero stabilimento ha avuto il tetto scoperchiato. Vediamo. Le fortissime e insistenti raffiche di vento, pioggia e grandine che si sono abbattute questa mattina tra Ponte di Piave e Zensò si sono allungate anche oltre il fiume nel Veneziano, provocando ingenti danni nel territorio di Noventa di Piave. Particolarmente colpita la zona industriale di Via Calnova, dove sono volate lamiere e pezzi di copertura dei capannoni. Ad avere la peggio lo stabilimento della Cattel Alimenta. Qui il vento ha scoperchiato parte del tetto, staccando le lamiere e scagliandole giù nel piazzale e lungo la strada, fortunatamente senza colpire nessuno. Ha scoperchiato tutta la parte di là verso l'autostrada e, come avete potuto vedere, la parte, diciamo, della copertura è tutta qua. Fortunatamente è venuta dalla parte dello stabilimento verso la strada, non verso l'autostrada, altrimenti potrebbero esserci stati dei danni anche molto importanti e potrebbero esserci stati anche dei feriti, insomma. Non ancora quantificate l'entità di danni subiti, sicuramente ingenti. Interrotta l'attività dello stabilimento per consentire la riparazione provvisoria del tetto. Dipendenti sì, abbiamo mandato via tutta la parte degli uffici, abbiamo messo tutta la parte dei quadri elettrici in sicurezza e in questo momento c'è una squadra sul tetto che stanno ripristinando al meglio, diciamo, il tetto, anche se poi dopo necessiterà un intervento radicale, insomma. Dobbiamo capire soprattutto la copertura, insomma, l'entità del danno, insomma, è notevole. Ecco, La prima volta che subite danni così ingenti? Sì. Non solo le attività industriali, colpita anche l'agricoltura. Diversi infatti i vigneti piegati o completamente abbattuti dal forte vento o compromessi dalla grandine che ha bersagliato i grappoli al punto da pregiudicare seriamente la prossima vendemmia. E se in mattinata è stata la parte orientale della nostra regione ad essere investita dall'ondata di maltempo, nel pomeriggio i temporali sono tornati violentissimi, soprattutto ad occidente. State vedendo le immagini del violento nubifragio che si è abbattuto nel pomeriggio su Montagnana, una vera e propria bomba d'acqua con raffiche fortissime di vento, decine gli alberi che sono caduti piombando al suolo. Danni anche alle mura medievali con una ventina di merli che sono caduti sul vallo. Porta Padova Montagnana è tuttora chiusa al traffico, una bomba d'acqua quindi che ha provocato danni ingenti in questa parte della provincia di Padova. Pochi minuti prima il Fortunale aveva attraversato la provincia di Verona ed anche qui ci sono stati danni con decine di alberi caduti
caduti. Un albero caduto sulla carreggiata ha bloccato un'ambulanza del 118 che stava procedendo lungo la statale 434 Transpolesana. È accaduto a Ronchi, frazione di Cologna Veneta. Il mezzo di soccorso aveva un paziente a bordo e si stava recando all'ospedale di Minerve. E sempre nel Veronese 2 persone sono rimaste ferite dalla caduta di un ramo all'interno di un campeggio alla Zise. Soccorsi dall'ambulanza sono stati trasportati all'ospedale di Villafranca. Fortunatamente le condizioni dei 2 feriti non sembrano essere gravi. E preoccupazione per il maltempo anche a Piovene Rocchette, dove continuano le colate di fango. Siamo a Piovene Rocchette, qui sopra di noi, dietro questo salto di roccia, c'è una valle che si chiama la Valle del Toronton sulle mappe. I locali la chiamano da sempre Valle del Toronton o del Torontonton. È un'onomatopeica, vuol dire qualcosa che scende, perché da sempre qui, quando piove tanto, scendono massi, rocce che fanno questo rumore, Torontonton, scendono a valle. Però stavolta è successo qualcosa di diverso, perché la montagna è cambiata. La valle immediatamente che la veniva usata per le scariche di tutto il Monte Sulano. Questa la Val Volpara e la Val del Rondenelli, quella di là, erano 3 valli che lei faceva la veniva per le piante, perché in modo che non si rompesse le piante. Cosa è successo? Che nel 76-78 chi aveva una baracchetta, chi aveva dentro le capre, si è fatto una casa in automatico, ha portato via terreno che doveva espandersi lì, era una cosa di espansione in basso, era come una specie di cuna. Non ho ancora foto a casa mia, perché mi ero sposa lì con 80 anni quasi, e è successo che ha fatto le case, ha portato via lo spazio per l'acqua la è più potente degli altri, la prende il suo territorio prima o dopo. Già, l'acqua è più potente dell'uomo, che al massimo può ricordare alle generazioni che verranno le caratteristiche del territorio, chiamando magari Torrenton o Toronton una valle che a ogni pioggia appena più intensa scarica a valle ghiaia, sassi e macigni. La montagna, la vedete anche voi con i vostri occhi, è stata abbandonata. Una volta il Monte Sulmano era un monte pulitissimo, poche erano le piante, tanti erano i prati. Adesso c'è tantissima vegetazione che è cresciuta, i vecchi purtroppo non ci sono più, i figli non curano le loro proprietà, e lo si capisce, i tempi cambiano, diventiamo sempre più moderni. Il nome fa pensare proprio a qualcosa che è sempre in movimento, le do anche ragione, le do anche conferma, però fino a 5-6 anni fa non si poneva questo problema, anzi ci sono sempre state delle fuoriuscite, ma sempre contenute. Quasi a confermare i timori di chi vive a Piovene, l'ennesimo fortunale ha causato un'altra colata di fango e detriti che hanno invaso la contrada alle pendici del Summano, e ora le autorità, dopo una riunione in municipio, hanno nel mirino i primi interventi. Adesso, ieri con il geologo della regione siamo andati a fare sopralluogo, sta preparando un progetto di intervento e mi hanno promesso tempi brevi per avere il progetto e nello stesso tempo anche, penso, i finanziamenti per poter procedere alla messa in sicurezza. Un'ondata di maltempo dunque che continuerà ad interessare la nostra regione anche in serata e in nottata, dopodiché fortunatamente dovrebbe ritornare il bel tempo, ma sentiamo le previsioni del meteorologo Giancarlo Ianicelli. Dopo il passaggio velocissimo di un sistema perturbato, ora l'anticiclone tende a sportarsi su di noi, non ci protegge intensamente, però quel poco che basta a non dare la possibilità di altri sistemi perturbati di scorrere su di noi. In poche parole, è un fine settimana all'insegna del tempo stabile, quindi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, solide attività cumuliforme, quindi formazione di queste nubi durante il pomeriggio anche per il caldo, e qualche fenomeno di instabilità sui rilievi, quindi un'attività cumuliforme più intensa e qualche locale temporale, ma tutto si scorre velocemente. Anche nella prossima settimana, almeno nei primi giorni, il cielo sarà all'insegna del sereno, quindi un tipico periodo estivo, e verrà rispettata il calendario. I venti sono deboli, ma c'è qualche rinforzo, anche se di direzione variabile, le temperature minime intorno ai 19-20 gradi, quindi siamo nella media, anche le massime intorno ai 30 gradi. Alto Adriatico quasi calmo, poco mosso. È tutto.
Parliamo ora dell'autonomia, la rabbia del ministro Erika Stefani per lo stallo in corso nel dibattito parlamentare. Sentiamo. No, stanchezza, io ho anche rabbia, io ho autonomia, la voglio portare a casa, io più che non stanchezza, io ho rabbia. Oggi invece noi ci troviamo dopo un anno di una roccambolesca trattativa, di una istruttoria articolata condotta con il Movimento 5 Stelle, con i ministeri del Movimento 5 Stelle, e all'esito e dopo varie fra diffide, fra inviti, fra sollecitazioni, siamo arrivati a stendere un testo per quanto riguarda le singole materie dove c'è il punto di caduta del Movimento 5 Stelle, cioè dove il Movimento 5 Stelle avrebbe formalmente, almeno ad oggi, cioè informalmente dichiarato di poter firmare un'eventuale intesa. Quel punto di caduta però manca di una parte fondamentale. Sulla norma finanziaria non abbiamo ancora avuto un testo sul quale magari svolgere un'ulteriore analisi, e poi resta il vero grande passaggio, perché l'intesa è una firma fondamentale fra due esecutivi, fra il Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio. Autonomia, il ministro Stefani non ce l'ha con i 5 Stelle, nemmeno con il Premier Conte, ma fa capire che a Roma una gran parte di deputati del Sud rallentano anche da fuori delle aule parlamentari il cambiamento costituzionale, anche contro gli interessi dei loro stessi elettori. Perdere questa occasione, affossarla in dinamiche politiche, affossarla su questa assurda dialettica di contrapposizione nord-sud, è un nord-sud di contrapposizione della politica, di politici magari del sud, non dei cittadini, perché i cittadini desiderano che vi sia veramente un cambiamento, i cittadini del sud vogliono essere dei cittadini di serie A, ad avere i servizi che a loro spettano, che gli spetta per Costituzione, gli spetta per legge e gli spetta per civiltà. Ed ora il dramma dell'omicidio-suicidio dei fratelli Rigone a Padova, nel quartiere Arcella. Il PM ha chiesto l'archiviazione delle indagini. Chiarezza è quasi fatta. A sferrare la prima coltellata sarebbe stata Donatella, conosciuta fotografa. A reagire per poi uccidere la sorella e togliersi la vita il fratello Pier Matteo. Una storia tragica quella che emerge dai risultati finali dell'autopsia eseguita sui corpi dei fratelli Rigon, trovati senza vita la sera del 4 marzo scorso nella loro villetta di via Faggin all'Arcella. Che qualcosa di terribile fosse accaduto era già emerso dalle prime ricostruzioni della polizia sul posto. Un colpo alle spalle, quello sferrato da Donatella, a cui reagisce Pier Matteo. Alla fine lei spira. Lui forse tenta di ingoiare del veleno, poi rivolge l'arma contro se stesso. Una storia drammatica di litigi continui, acuiti dalla morte della madre avvenuta pochi mesi prima. Per il PM che coordina le indagini, su questo dramma si potrebbe mettere la parola fine, chiesta l'archiviazione del caso. Adesso la decisione spetterà al GIP. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Qualificato. Eccoci nuovamente in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Siamo alla pagina della sanità. Cresce l'oncologia nella nostra regione. Oggi a Chioggia è stato inaugurato il nuovo reparto. L'intero quarto piano è ristrutturato con nuovi 6 posti letto, un'area di oltre 640 metri quadrati che si sviluppa in un triplo corpo di fabbrica. Inaugurata a Chioggia la nuova oncologia al quarto piano del blocco nord dell'ospedale. È un reparto importante, un reparto sappiamo delicato, dove i cittadini devono avere tutto il massimo comfort, ma la massima sicurezza, la massima tutela, perché sappiamo che sono percorsi anche molto invasivi. Ad accogliere i pazienti oncologici c'è un'apposita segreteria che si apre su un'ampia sala di attesa. Il Day Hospital è organizzato in una sala con vista a laguna di 65 metri quadrati, in cui trovano spazio le 10 poltrone per le terapie. Un reparto molto delicato, con una frequenza di circa 50 persone al giorno di media, quindi una frequenza importante. È un servizio diurno, quello che noi offriamo, quindi dedicato alla somministrazione delle terapie farmacologiche, di chemioterapia, e alle visite oncologiche di
appunto follow up delle varie appunto patologie neoplastiche che le persone hanno. Quindi bene per poter aver ottenuto un risultato di un miglior servizio a Chioggia. L'opera si inserisce in un piano progettuale più ampio di restauro grazie a un importante investimento regionale di oltre 27 milioni di euro, di cui 19 milioni già investiti e 8 milioni in via di investimento. Questa è la testimonianza come noi continuiamo a investire, sanità di eccellenza, sanità che non si ferma in Veneto, con continui investimenti sia per quanto riguarda la parte strutturale come oggi, sia per quanto riguarda la parte poi tecnologica, non lasciando indietro nessuno, neanche gli ospedali più piccoli come questo ospedale di Chioggia, che comunque riserva per un bacino molto importante, e quindi la necessità di continuare a investire, essere a fianco per dare servizi ai cittadini. Continua il dibattito sullo spostamento delle grandi navi da Venezia e per il 6 agosto il ministro Toninelli ha convocato una prima riunione per trovare una soluzione agli attracchi diffusi esclusi dal tavolo Comune e Regione. La prima riunione per sondare il tema grandi navi è stata convocata per martedì prossimo 6 agosto a Venezia e vedrà il gruppo di lavoro all'opera per individuare le migliori soluzioni tecniche per l'utilizzo degli attracchi diffusi. L'incontro presso la sede dell'autorità del sistema portuale, e si cercherà un modo per spostare le grandi navi fuori dal canale della Giudecca. Per il comitato No Grandi Navi, da scartare da subito l'idea di deviare i colossi del mare su Porto Marghera. Se poi pensiamo di usare il canale dei Petroli per la navigazione croceristica, questo sicuramente in tempi più brevi comporterà il raddoppio della sezione del canale e quindi sicuramente un intervento non positivo. Il perché è presto spiegato e da ricercarsi nello scavo del fondo della laguna utilizzato per ricavarne l'attuale canale dei Petroli, appunto. Io credo che comporti sicuramente problemi seri per il regime della laguna e per il suo assetto morfologico. Penso che di canali in laguna se ne siano già scavati troppi e anche malamente. Un esempio per tutti, il famigerato canale dei Petroli. Noi non credo che possiamo fare repliche. La riunione è convocata su indicazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, che vede esclusi tra i diversi soggetti invitati sia il Comune e Città Metropolitana di Venezia sia la Regione del Veneto. Nell'elenco dei convocati non ci sono. Tra dimenticanza e certamente dispetto, il messaggio da Roma è chiaro. Lo sfogo di Brugnaro alle audizioni della Commissione Trasporti della Camera e proprio su questo tema non è stato certo gradito. State sempre tutto in rischio, sempre, solo che noi siamo stanchi, la città è stanca di voi. Questi personaggi anche autorevoli che si azzuffano intorno all'approdo di qua piuttosto che di là, perdono di vista un fatto fondamentale che sarà cruciale per il destino della laguna, legato all'innalzamento, direi quasi certo ormai, del livello medio del mare. Si parla come minimo di una cinquantina di centimetri nell'arco di questo secolo. Di fatto bisognerà scegliere fra salvaguardare dagli allagamenti i centri storici della laguna o favorire la navigazione. Ed ora andiamo sull'altopiano di Asiago. I lupi hanno fatto strage di pecore, i malgari sono terrorizzati. Ecco questi pannelli, ecco queste reti elettrificate servono non solo per tenere a distanza i lupi, ma anche per cercare di salvaguardare direttamente le malghe. Ecco perché adesso esiste l'hashtag Salviamo le malghe. È un modo che gli allevatori stanno cercando di mettere proprio per riuscire a sensibilizzare l'opinione pubblica e soprattutto la politica. Per quale motivo? Beh, non meno di 24 ore fa un attacco di lupi ha ucciso oltre 30 pecore, ne ha ferite altre che dovranno essere abbattute e ha lasciato in totale angoscia l'allevatore. Questo però non è un caso, ormai è un attacco quotidiano sull'altopiano e quella che doveva essere un'emergenza, diciamo così, contingente solo per alcuni casi, solo per alcuni malgari, invece è diventata un'emergenza generale. L'abbattimento non è possibile per questione di legge, ma il problema è che in questo momento, come possiamo sentire adesso, gli allevatori non hanno la minima idea di cosa fare.
cosa vuol dire per un allevatore vivere veramente con l'incubo del lupo? Vuol dire non dormire, vuol dire essere sempre impaurito ogni sera e anche di giorno, perché qua non si sa più se questo animale è qua presente, fa i suoi attacchi durante le ore notturne, ma anche può essere un problema anche di giorno, e pertanto siamo veramente stanchi di questa situazione. Non riusciamo più a proteggere i nostri animali. La strage di oltre 30 pecore avvenuta poco distante da qui ha lasciato sconvolti un po' tutti. Non so se qualcuno verrà mai a dirci cosa fare. In questo momento solo chiacchiere e niente fatti. Ecco, nessuno neanche si rende conto che praticamente i paesi che stiamo vedendo qui nello sfondo sono paesi in cui il lupo ormai circola di sera in mezzo alla strada. Abbiamo avuto dei filmati poco tempo fa qui a Tresche-Conca, a Cesuna passato alle 7 di mattina lungo il parcheggio della strada, del piazzale. Io li ho visti, erano a 20 metri a febbraio qui nella mia azienda. Se il lupo entra, come è successo dal collega giù a Campocavallo, mi trovo che da domani non ho più il mio gregge. Noi vogliamo salvare le malghe. Voglio che questo passi, salviamo le nostre attività, salviamo questo territorio. Fra 20 anni non so cosa troveremo ancora. Volete formaggio? Volete camminare turisticamente? Se l'agricoltore non è qua presente e fa il suo lavoro, questo futuro sarà dimenticato. Quegli animali liberi fra un paio d'anni non ci saranno più. Di soccorso alpino si parlerà questa sera a 20:10, ospiti Alex Barattin ed Alberto Barbinato, appunto, del soccorso alpino. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Benvenuti al meteo. Dopo l'ondata di maltempo che nella giornata di venerdì ha flagellato il nord-est con danni anche ingenti, sabato tornerà ad essere più stabile. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento dappertutto e il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Umide infiltrazioni atlantiche lambiranno Alpi e Prealpi, dove potremo avere ancora qualche rovescio temporale tra le ore pomeridiane e quelle serali. Temperature sostanzialmente stazionarie con minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 28 e 31 gradi. Torna ad essere più stabile il tempo anche sul Friuli Venezia e Giulia, con tanto sole ovunque, con cielo sereno al massimo poco nuvoloso. Qualche addensamento solamente sui rilievi, ancora con isolati acquazzoni, specie durante il pomeriggio. Temperature invariate, minime tra 18 e 21 gradi, le massime invece saranno comprese tra 28 e 30 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, ma anche in questo caso non si escludono dei rovesci a partire dal pomeriggio sulle Alpi di confine. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 31 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci.